sto preparando un'ordinanza per vedere di riuscire a procrastinare almeno di un po' il tema delle restrizioni, se sarà necessario, in virtù dei dati che avremo questa settimana. Lo è perché il tema dell'isolamento e delle restrizioni ha pagato, sta pagando perché abbiamo comunque un ritardo di 5 giorni sul modello. Non più 2, non 3, ma 5 giorni di vantaggio rispetto al modello matematico di propagazione del contagio da coronavirus, grazie alle drastiche misure a cui i cittadini si sono adeguati. Nella nuova ordinanza che il presidente del Veneto Zaia ha annunciato per la fine della settimana possibili provvedimenti relativi ai mercati. Ci vengono segnalati problemi sui mercati in giro per il Veneto, dati dal fatto che non c'è la regimentazione che ha un supermercato che mette in fila le persone, che hanno la mascherina. Lì c'è invece l'ammassamento davanti al banco della frutta, della verdura, dei formaggi o dei salumi. E questo, diciamo, se volessimo proprio lavorare di fino, non è proprio il massimo della soluzione. Altro fronte è quello delle passeggiate consentite entro i 200 metri da casa, ma qualcuno è stato comunque multato e ora la regione interviene. Per futili motivi entro i 200 metri si può uscire rispetto all'ordinanza. Futili motivi per sgranchirsi le gambe, per fare 2 passi, per fare una passeggiata. Quindi alcuni hanno avuto questa contestazione anche con l'applicazione di una multa. Adesso noi scriviamo i prefetti, faremo un parere, secondo noi è impugnabile. Emergenza che produce forti contraccolpi emotivi, come dimostrano i numeri. Nei primi 10 giorni il servizio psicologico, di supporto psicologico, ha avuto 1680 chiamate con 650 colloqui psicologici. D'altro canto anche le condizioni di chi vive con in casa un paziente positivo sono proibitive. Zaia cita il virologo Massimo Galli. Bisogna vivere intanto tutti con la mascherina, se c'è un positivo in casa, avere norme igieniche estreme e poi avere possibilmente, se c'è la possibilità, avere addirittura servizi igienici separati. Cioè, questa è la bestia con la quale abbiamo a che fare. Se potessimo riavvolgere il nastro e ripartissimo da zero, penso che la vera azione da fare, e il consiglio che darei io a chiunque, la vera azione da fare in arrivo con un virus cattivo come questo è quello, ammesso non concesso che si riesca a fare, è quello di isolare tutti gli over 70. Infine la questione dei guariti negativizzati, ai quali la Regione pensa di assegnare una sorta di patente che attesti la risposta anticorpale, condizioni su cui aleggia però un'ombra. E chi ha gli anticorpi è confermato negativo e ha gli anticorpi può avere la patente di essere uno che è passato, diciamo, che ha avuto il virus, ha prodotto gli anticorpi e è diventato poi negativo. Abbiamo purtroppo già un caso di reinfezione che non ci piace, perché vuol dire che il virus è riuscito a infettare, guarire e reinfettare la stessa persona, e per cui abbiamo questo caso, speriamo sia un caso tutto da dimostrare scientificamente, però un caso ce l'abbiamo.